fermo che oggi ragioniamo. Adesso mi è tornato in mente che ieri il mio vicino di camper, diciamo, si è lamentato relativamente giustamente con delle signore perché avevano parcheggiato all'interno dell'area camper, no? E le signore insomma mi avevano anche chiesto ma possiamo parcheggiare qua? Io ho detto guarda signora, non passa mai nessuno, ma ci mancherebbe, a me non dà fastidio, e là eccetera eccetera. E allorché questo gli fa no ma guardi che passano anche perché ce li mando io, no? Faccio io le segnalazioni, perché non è possibile che la gente venga dentro l'area camper, c'è scritto no sosta qua e là. Ok, vabbè, e fin qua dici ma forse ha anche ragione, però dopo te pensi ma scusa un attimo, proprio lui mi ha raccontato che l'abita qua e lascia il camper in area camper solo per caricare le batterie, praticamente lo usa come parcheggio, qua corrente continua e c'è sempre là il camper, cioè, e quindi non vedi, cioè, quello che deve farti riflettere è perché lui sì e le signore no. Cioè è una mentalità italiana che deve ancora morire, un po' fascistona, dicendo così, cioè di serie che imponi il tuo volere agli altri, ma soprattutto tu puoi e gli altri non possono. Questa è una cosa che io veramente non sopporto, quando uno può e l'altro no. Cioè scusa, chi sei tu? Perché tutte le dittature nel corso della storia, piccole o grandi che fossero, sono sempre state una buona cosa. Era bellissima la dittatura quando eri dalla parte della dittatura, ossia quando eri tu il dittatore o facevi parte della schiera del dittatore. Ma prova a metterti tu dall'altra parte, dalla parte dell'oppresso. Guarda come che per magia cambia tutto, eh? Nice. Ho voluto provare l'area camper ma era a pagamento e ovviamente non c'era neanche un camper, i camper erano nel parcheggio normale giustamente, solo che il parcheggio normale era strapieno, anche gli altri parcheggi. Allora ho trovato qua la prima volta siamo venuti a Polcenigo, ciucciati la puntina, ok, in quel parcheggio lì siamo proseguiti, cioè sono proseguito, ok? No, hai ragione CP, siamo proseguiti, siamo io e te. C'è questa stradina dove vedo passare un disastro di mountain bike e gente vestita da trekking, probabilmente c'è un bel sentiero, quindi invece di visitare Polcenigo che l'avevo già visitata, guarda che bella vista torrente, direi di provare questo sentiero. Tu mi dirai sì, ma sei messo i coglioni? No, guarda, c'è uno spiazzo in parte, puntinerò questo posteggio un po' per uscire, credo, in retro. Una scurnacchiata, ci ha mangiato bene, yam, unica. Che bella stu cane, è felice perché ha mangiato, state felice, ci ha mangiato un pap, maronna capumarolan cup. Perché devo andare in Calabria tu stai in teoria, cioè bisogna che mi preparo. Oggi abito a Ca. In riva un ruscello, torrente. Ecco, dai che gaffemo, dai. Gaffemo, sì, vada sotto CP. Non sta a guardare avanti, guarda sotto. Ha un bel giardino un cuo. Sì, niente male. Purtroppo però il giardino è qui interrotto. Sai, interrotto, basterebbe semplicemente passare di là, ma col CP figurate che rasa è spacciorare che se femo. Vabbè, a noi piace spacciorare. Cosa ha fatto? Dai, vieni qua. No, là. Perché là? Che scema, dove vai? Niente, è proprio... Fortuna che ce l'ho il guinzaglio perché vecchia è rincoglionita forte. Ieri ho preso una paura assurda, stavamo facendo una camminata e a tipo 20 metri di distanza c'era il torrente in piena che tirava forte con una specie di, no burrone, ma di precipizio alto 3 metri che buttava sul torrente, e lei dov'era? Era lì che barcollava proprio nel ciglio di questo precipizio.
robe da matti. Ho lanciato il telefono che stavo facendo delle foto e niente, sono andato a prenderla al volo e l'ho salvata per 1 millimetro. Purtroppo chi la conosce sa che è sempre stato un cane suicida. Dica CP, qualsiasi cosa facevamo, che andavamo, non so, per le strade, lei stava sempre nel ciglio dove ci sono le macchine, piuttosto che nei burroni. Quando andavamo in montagna lei stava sempre proprio nella punta del burrone con le zampe e la testa oltre il burrone. Non si è mai capito sto suo istinto di suicidio. Quando parlo del CP, la gente magari giustamente può non credersi, può pensare che esagero. Quando poi amici o Alessia o chi altro vede dal vivo certe cose, veramente rimane a bocca aperta e dice cazzo, avevi ragione, tipo non so, le scoregge del CP, che devi vivere sempre con le finestre spalancate, piuttosto che il fatto che se tu la tiri verso in dentro lei tira verso le auto quando sei in passeggiata, cioè dici cazzo, non vedi le auto che gli vai sotto? E purtroppo è così, come ognuno di noi ha i suoi pregi e i suoi difetti, insomma, ecco. Quindi spusa e ha sto veramente incredibile istinto di suicidarsi ma da sempre, fino a quando era piccola. Gli storici del canale difatti avranno sentito dire più volte il discorso cane pericoloso, sì, ma per se stessa, perché se coppa mette a rischio la sua vita. E vabbè, è vero anche che è una caratteristica di molti terrier di tipo bull, non tutti ma molti. Infatti anche altri che avevo, se tu li spingevi ti venivano contro e se li tiravi andavano dall'altra parte, cioè fanno proprio l'opposto. Dovresti lavorare con la psicologia inversa e che non è sempre facile, capito? In più sono testardissimi, cocciutissimi, cioè tipo se tu devi spingere una vacca con un ago, la spingi e questa sente l'ago, si sposta, e loro no. Cioè arrivano a farsi bucare, cioè spingono contro, hai capito, dalla parte opposta. Questo fa un po' indispettire perché dici cazzo, ma sei stupido, e invece però purtroppo è il loro istinto, insomma, ecco. E dopo essere svolati giù per il torrente CP, guarda che altra parte, fanca l'offesa, Dio caro, un'ora per lavarti e un'ora per lavare per terra, asciugare per terra, perché non sia una buona star ferma là un attimo che si asciuga. Guarda, sta fa che faccia la sa. Bene, ringraziando Dio ho una fidanzata e una famiglia, quindi posso ritornare un po' alla mia identità, in quanto forse ti riconoscerai anche tu, non tutti tu ovviamente, perché ognuno ha il suo carattere, ognuno ha il suo stampino con il quale è cresciuto, no? E in sostanza io non riesco a stare troppo tempo senza identità, ossia non riesco a stare troppo tempo così, come si dice, in giro per il mondo, perché poi perde un senso la vita, non mi annoio, hai capito? Ma è sempre stata così, chi mi conosce lo sa, è una cosa che forse anche tu ti puoi rispecchiare. Per questo dico sempre, no, a quelli che mi dicono te invidio che te vivi in camper eccetera, sì, sta attento che è vero che ci sono tantissimi pro, tantissime cose belle, ma tante è tutta fuffa, insomma, e per scoprire la fuffa basta semplicemente provarla. E faccio un esempio, lo so, perché non è per tutti sta roba, non nel senso che la gente è stupida, bensì nel senso, perché metto anche il link qua, ma con l'esempio risparmi un sacco di tempo e riesci ad arrivare a più persone con rispetto parlando. E in sostanza è come dire, non so, i scampi a griglia, ok, è una cosa buonissima, ma fidati che per tante persone, non tutte ovviamente, ma per tante persone mangiare scampi tutti i giorni, per quanto sia il cibo più buono del mondo, e te vai in fracuore, hai bisogno di tornare a mangiare i fagioli per poi tornare a mangiare ancora i scampi, hai capito? E questa è la cosa che veramente non riesco a far capire alla gente, hai capito? Cioè, per intendersi, se io fossi tipo un miliardario e vincessi alla lotteria, col cazzo che starei in giro per il mondo, sarebbe una pena per me, cioè non ho da dimostrare niente a nessuno. Ricordate sempre, ragazzo, in questa edonistica interpretazione degli insegnamenti di Epicuro, che la vera ricchezza nella vita è star semplicemente veramente bene, è provare quel principio del piacere, no? Diceva Freud, e no seguire degli stereotipi di felicità costruiti dagli altri. No, se robe diverse, Dio cana, perché dopo mi incasso, ok? Perché ho su quei van life e quei cagai che fa vedere su Instagram, TikTok eccetera, perché sei tutte monae, è tutto un far vedere, un ostentare, te ha capito?
se credi di aver capito ma te manca ancora un passetto, ti ricordate sempre il discorso di Scampi, il discorso dei Scampi e i fasioi, e là capisci tutto. Scampi tutti i giorni, ricordate, Scampi tutti i giorni, per mesi e mesi. E quindi a me piace entrare nel profondo della mia psiche, perché è solo il gesto di provare a entrare in certi luoghi non toccati che ti porta poi a poter diventare qualcuno, a poter creare veramente una vita fantastica, ok? Spesso non ce la farai, per carità di Dio, ma è il gesto in sé, è il valore intrinseco del provare a esplorare, a capire come che funziona le robe. Perché, come diceva il buon Einstein, non bisogna mai darsi per vinti su una convinzione, bisogna mettersi costantemente in contraddizione, nel senso di provare a pensare o a valutare, a sperimentare se ci sono altre alternative, cioè della serie, il ragionamento che ho fatto sembra giusto, sembra corretto, sembra non far una piega, però usciamo dalla nostra interpretazione, diventiamo con la fantasia un'altra persona che vuole contraddirci, ossia trovare altre strade per raggiungere lo stesso risultato, un risultato migliore, ok? Io poi al momento non ritrovo, nel senso che sono qua in mezzo a natura Polcenigo, nel Friuli, è un posto bellissimo, guarda, sono col ruscello in parte, sono in mezzo al verde, eccetera, però potrei stare qua 2 o 3 giorni, far camminate, eccetera, ma in realtà dentro di me, no, cioè mi sono rotti i coglioni da una settimana che sono in giro, hai capito? Ho voglia di tornare a vita normale, fermo là in tal parcheggio a Jesolo, per poi ritornare ancora in giro, per partire per Spagna, per andare in Friuli, in Calabria, che cazzo, in qualsiasi altro posto, però star sempre in giro, scusa, è frustrante per un personaggio pubblico non riuscire a spiegare ciò che veramente vorrebbe tramandare a tutti. Tu mi dirai, beh, giustamente non tutti possono capire, non perché noi deriva, ma perché vivono in altri contesti, eccetera, eccetera. Per carità, lo so, però, ripeto, io quando parlo, sia con un amico, un cliente o qualsiasi cosa, devo avere la convinzione che questo mi ha capito, se no non mi sento turbato, ok? Non ho l'anima in pace. Per questo certi discorsi che io reputo importantissimi continuo a ripeterli in questo canale. Quindi porta pazienza. Area scarico gratuita di Brugnera, Parco di Villavarda, bellissimo. Lo scarico dovrebbe essere, credo, non so, c'è su un buco da qualche parte. Peccato non era cassetta, perché sennò era da mettere proprio sorrenti a capotta, che dopo colava giù là. Che monterò l'ennesima calamita, Dio caro, perché lei è una roba incredibile. Stormeron si apre sempre, cioè non so, le piende calamite, de clip, di tutto. E adesso ho preso queste qua, sembrano piccoline, però attaccano bene, cioè quelle sono molto più grandi. Quando compri le calamite, adesso non puoi insegnare sempre robe che altri, ma quando compri le calamite tu leggi dietro, c'è scritto il peso che tengono. Più alto è il peso, ovviamente più potenti sono, perché a volte magari tu pensi è grande, è potente, in realtà no, devi leggere sempre quant'è il peso dichiarato che tengono. Sta moda di prenotare in giro e dello sfuggime le mano, gli hai ciulato la cuccia della Rei, gli hai ciulato la cuccia. Bravissima. No. Proprietà. Postazione del letto pronta. Oh, se sapevo, aria qua, ucciucheria, con calma, aria là. Se sapevo gliela mettevo prima là la cuccia al CP pareta, è tanto meglio. Stavo per dirmi che bella che è la vita. In realtà non è che è bella la vita, che bello che è il piacere, che è parte della vita, no? Il principio del piacere, Sigmund Freud. È lì che io vado sempre a parare. Quando il mondo lotta, si distrugge, si scervella per i modi che dovrebbero portare al fine,
io cerco sempre di arrivare direttamente al fine, non mi interessa il modo, cioè il modo è un'altra storia. A me interessa la storia del fine, non la storia del modo. E credo che, ragazzo, anche tu dovresti prendere questa strada. Oh, buongiorno. Buongiorno, signor cane. Signor cane morbidoso e profumato. Sì, sì. Guarda che comodo quei post-it, è simpatica sta. Aspetta che ti la dico. Allora, guarda, si chiama, è veramente molto molto pratica, Desktop Note, Note in foto, è di questo sviluppatore. A me pare gratuita, cioè, ho girato, le funzioni ci sono tutte, tu ti metti i post-it, guarda, puoi mettere anche ad icona eccetera, i post-it ti rimangono nel desktop, ovviamente solo per Mac, cioè ovviamente nel senso mica il Mac, quindi ovviamente se per il Mac. E tanta roba, puoi personalizzare anche il font, la dimensione, non lo so, li trovo un'app che veramente mi sento di consigliarti, e si sincronizza con i cloud. Beh, a dirla tutta, avrei app infinitamente più intelligenti, nel senso produttive, rivoluzionarie per Mac, che uso moltissimo anche per il lavoro. Però sì, vuoi dire, noi che facciamo adesso anche un canale di informatica, però non pensa pesante, scusa i video, scusa le inquadrature, però per me l'internet illimitato per il lavoro, ma anche per caricare i video, per tutte le robe, gli aggiornamenti del tablet, del computer eccetera, è tanta roba, cioè in camper, avere in camper un router con internet illimitato ovunque, cioè tanta roba, cioè ovunque, solo che in Italia, mentre all'estero nella comunità europea è 9 giga, mi pare 9 giga qualcosa. La libertà, ragazzo mio, beh oddio no, che parolona, no, ok, rifai tutto, anche perché ne avevamo già parlato in un vecchio video di questo ostentare il termine libertà, ok, però diciamo che questa apparente libertà materiale, chiamiamola così, libertà perlomeno del tempo, della gestione del tempo, non la si ha col vivere in camper. Cazzo, c'entra vivere in camper, Dio santissimo, ragazzo, no, la si ha col lavorare in proprio. Guarda qua, sono le tipo le 5 e mezza, cos'è fa vedere, le 5 meno 10 e io ho chiuso l'ufficio, cioè dopo per carità magari se c'è urgenza lo riapro stasera, però capisci? Questa secondo me è la cosa figa, questa è la cosa dove ci vuole coraggio, perché cazzo, gli è tutti buoni e ciappare stipendio e andare in giro col camper, ragazzi, ma pagare il Stato e l'Inps, sai quante migliaia e migliaia di euro che ci vogliono ogni anno, porca miseria, quello è l'aver coglioni, cioè il dire cazzo io riuscirò a mantenere lo Stato e contemporaneamente, incredibile, anche a non morire di fame, a non andare sotto un ponte. Cioè quella secondo me è l'impresa pazzesca, riuscire a mantenere lo Stato senza morire. Questo per dire che, anzi per ripetere che quando mi dite sempre complimenti, ti stimo qua e là, vi riferite però al discorso dei camper, ma anche no, cioè cosa vuoi stimare, cosa sto facendo, invece devi dire Singano, Dio caro, te stimo veramente tanto che hai avuto i coglioni di metterti in proprio, ok, di mollare un attimo la sicurezza di un'abitudine, di avere il posto fisso, non tanto il posto fisso che quello ti cambia, proprio l'abitudine, no? Ad avere il posto fisso per buttarti nell'ignoto, e dopo esserti buttato nell'ignoto, cosa ancora più pazzesca, sei riuscito a mantenere lo Stato, cioè che avidissimo di soldi. E poi dirai, Madonna Singano, ma come hai fatto? Cioè c'è gente poveretta, con tutto rispetto, che soffocata dalle tasse non ce la fa, si spara un colpo in testa, si attacca una corda al collo, quante volte è successo. E mi te dirò, per cui io forse che ho anche sotto il camper, per non avere ste rotture ai coglioni, per non andare in sbattimento, e per non andare in sbattimento detta così goliardicamente significa per non rimanere deluso dalla vita, per non vivere affranto, hai capito? Oh, nota una roba, guarda come che vizio il CP, guarda, è il capputtino attaccato al termo, i suoi biscottini, tutte le sue robette, ma soprattutto il capputtino attaccato al termo, come che fea menona cogliere boccia, che a me metteva a maglia de flanea attaccata in testua. Traduzione in italiano, apprezza le attenzioni rivolte verso il CP,
nel mettergli il cappottino attaccato al termosifone, proprio così come faceva mia nonna un tempo quando ero bambino, che mi metteva la maglia di lana attaccata alla stufa. Ma non era meglio in Veneto. E più poesia. Chi c'è qua? Chi c'è nell'oscurità? Vediamo. Ah, un signor CP c'è. Buongiorno. Ah, buongiorno signor CP. Ci facci pensare. Abbiamo appena fatto 2 passeggiate. La ciotola è piena e l'acqua è piena. Volevamo l'affetto? Ah, volevamo l'affetto. Ah, l'affetto. Tu che timida sei tu? Ah, via. Niente, le ho messo la cucetta qua in parte a me, se no non aveva pace. Vero CP? Sì. Tu hai letto alla francese, si dice, hai capito? Che sei praticamente una specie di letto in coda, ma cioè non tutta la coda, un angolo, diciamo, ok? Quindi il CP vedi a letto alla francese. Volevo consigliare una cosa. Sì, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, sì, stamattina. Siccome adesso sono influencer, anche se non do linee de freve, ok? Goda da dei consigli, ok? Quindi consigliavo le che aspetta ormai io fa tutti, è anche una cosa che non andrebbe troppo bene se quando si eccede. Ogni eccesso solitamente non porta a buoni risultati. A parte l'eccesso è figa, vabbè. Dare a farti una camminata con della buona musica nelle cuffiette. Attenzione, può essere pericoloso se lo si fa in zone trafficate. Purtroppo nella storia, fino a quando ero piccolo, tanti ragazzi sono morti sotto i treni piuttosto che presi sotto alle macchine perché non sentivano. Questa è vera, non è una battuta. E un altro contro è che toglie quell'aspetto sociale che spesso lo si può scoprire anche nelle piccole interazioni, quali tipo i saluti. Quando, non so, almeno io, quando vado a fare il mio giretto in spiaggia, vedi una persona ogni tanto, ci si incrocia lo sguardo e ci si saluta. Poi parte la chiacchiera per il cane, si conoscono altri cani, eccetera, eccetera. Con le cuffiette tu escludi tutto quello. Non so se vedi mai le tipe, quelle che fa footing, là, cosa fai? Con quelle cuffiette, muso duro, baretta fraccata e avanti come un treno, ok? Ecco, quello è pericoloso, lì è dove non volevo arrivare. Però ogni tanto, e appunto sottolineo, ogni tanto percorrere le strade che fai quotidianamente con una certa base sotto, la vita diventa quasi come un film. C'è tutto un'altra vibrazione, diventa proprio un film. Eppure bisogna anche saperlo usare. Noi avevamo visto in lontananza che c'era Blue, che è un pitbull di cui lei è innamorata, che giocano sempre molto. E niente, ho tolto le cuffie, che così abbiamo fatto 2 ciacole con la parona, i cani hanno giocato, eccetera, eccetera. Quindi hai capito, ogni cosa va usata a suo modo. E dopo la gente, certi mi diranno, grazie al cazzo, che banalità che dice questo. No, non dico banalità, perché se sono tutti che hanno un antimuso duro e baretta fraccata con queste cuffie, vuol dire che io non dico banalità. Balla su una tavola tra 2 montagne e se balli sulle onde del mare io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorni. Valla, non aver paura,
pistola che hai puntata contro. Balla alla luce di 1000 sigarette di una luna che ti illumina a giorno. Balla il mistero di questo mondo che brucia in fretta. Quello che ieri era vero, dammi retta, non sarà vero domani. Ferma con quelle tue mani il treno Palermo-Francoforte. Per la mia commozione c'è un ragazzo al finestrino, gli occhi verdi che sembrano di vetro. Corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro. Balla anche per tutti i violenti, veloci di mano e coi coltelli, accidenti. Se capissero vedendoti ballare di essere morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. Dell'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore e alle grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero sotto un cielo